Domenica 5 giugno 1988, una data da ricordare per Licata. La squadra di calcio che porta il nome della città ha conquistato la promozione in Serie B, un traguardo sportivo che poche località, specialmente se non capoluoghi di provincia, sono riusciti a raggiungere da 60 anni a questa parte, da quando cioè i campionati di calcio organizzati al vertice su 2 gironi unici sono andati costituendo sempre più un fenomeno sportivo di eccezionale portata. Con un gol per tempo, prima di La Rosa, laureatosi capocannoniere del torneo con 15 reti, e poi di Campanella, un difensore spesso proiettatosi in avanti, la resistenza dell'ultimo avversario, il Frosinone, è stata debellata e la Serie B è diventata realtà, facendo esplodere la gioia di tutti allo stadio, ma anche nelle vie e nelle piazze coloritesi di giallo-blu. Non è un solo fatto sportivo, è una festa collettiva, perché la vittoria della squadra investe e interessa l'intera città e tutti vi partecipano, dagli anonimi cittadini. Affetto sportivo più che altro, perché dobbiamo essere tutti sportivi, viva per lo sport, perché in Sicilia è l'unica squadra che dà spettacolo. E forza Licata! E forza Licata! Viva Licata! Forza Licata! L'aspetto sportivo è molto importante, ma in questi casi bisogna guardare oltre l'aspetto sportivo. Speriamo che possa essere un aggancio anche per l'aspetto sociale. Può venire anche un miglioramento per la città, può venire. Ma senz'altro è un fatto eccezionale, impensabile anni fa. Per un paese come Licata, che non ha un entroterra economico molto ricco né grossi contribuenti alla cosa, è un fatto miracoloso, perché come si usa nel calcio italiano. Super tifoso del Licata. Sì, super. Da quanti anni? Sempre da piccolo. E allora ha visto il Licata dei tempi più brutti e quelli belli. Ma il merito di tutto questo di chi è? Cerandola. E Zeman? Zeman puro. È lui che ha cominciato. Ha cominciato loro e Cerandola è finito. Purtroppo qui a Licata sì, mancano tantissime cose, ma per ora giochiamo questo momento che veramente è fantastico. Per ora Licata è a livello nazionale, si parla ovunque da Licata. Io personalmente lavoro fuori e sentire parlare del Licata è un veicolo pubblicitario enorme. È abbastanza orgoglioso questo fatto qua. Da ignorante sportiva, più che come questo tipo lo vedo più come una partecipazione cittadina e come un progresso per il Licata che non come sportiva. Ci saranno vantaggi anche extrasportivi a questa vittoria? Sì, perché intanto i licatesi li vedo tutti uniti, mi sembrano tutti una stessa famiglia. Ai dirigenti della società, a cominciare dal presidente, che racconta le sue sensazioni lungo la sofferta ma vittoriosa stagione appena conclusa. Sensazione stupenda, uno che riesce a vincere un campionato di Serie B comunicato, direi, spendendo poco denaro, penso che il massimo... Quanto è costato, si può sapere? La gestione è 2 miliardi e 200 milioni circa, quindi direi poco per una squadra, oltre naturalmente il primo di partita finale che sono 580 milioni lordi. Praticamente l'1% è costato del valore della sua squadra, probabilmente. Direi di sì. Un'operazione economica veramente... Speriamo sempre di continuare su questa via, perché oltre non possiamo fare, cioè non vogliamo fare anche se l'avessimo potuto fare, perché è la via da seguire che ci ha insegnato tante cose e i risultati sono venuti, quindi perché cambiarla? E durante l'anno quando è che è cominciato a maturare prima la speranza, poi la possibilità e infine la sicurezza della promozione? Sì, io in questi ragazzi ho sempre creduto, magari mi ripeto perché li conoscevo prima. Poi la mia convinzione l'ho avuta quando siamo rientrati da fuori, che abbiamo fatto le prime 5 partite fuori casa per il campo che non era pronto. E devo elogiare anche l'amministrazione comunale, al senatore Curele, che con il loro interessamento questo Dino Riotti è stato approntato in brevissimo tempo. Quindi come ho detto prima, ho creduto in questi ragazzi al ritorno di queste trasferte obbligate, superando tanti sacrifici che si allenavano in un posto e giocavano in un altro posto, superando quel sacrificio che è stato enorme, rientrando a Licata, si sono sentiti al sicuro. Da cosa è dipeso questa trasformazione di questa squadra che in trasferta prima era così molto mediocre come rendimento, come risultati, e invece si è trasformata in una squadra pirata addirittura? Sì, devo dire che Cerandola ha fatto molto, proprio ha capito che questi ragazzi avevano la forza di farcela, ha capito che veramente erano ragazzi bravi.
Quindi questo Cerantola ha fatto capire che ce la potevano fare veramente, perché un tecnico può capire se un giocatore è valido o meno, quindi non si improvvisa un giocatore, se non c'è la forza, se non c'è la tecnica, l'intelligenza, non si può vincere un campionato. Quindi a noi non è regalato niente nessuno, anzi direi che noi abbiamo vinto un campionato veramente pulito, vinto la programmazione che noi in piccolo facciamo e non abbiamo avuto nessun problema anche per il primo finale. E adesso siamo alla B. Avete una programmazione anche per questo, cosa vi aspettate? Che progetti ci avete? Beh, i progetti quelli, come sempre, quello di ben figurare naturalmente, non esaltarci, sarà un campionato naturalmente un pochino più difficile, io spero di tenere in gruppo questi ragazzi perché sono sicuro che ce la possono fare. La vittoria è stata un'affermazione collettiva, non c'è dubbio, ed il sindaco lo sottolinea. Io non è a caso che ho definito la promozione dell'Licata in Serie B un riscatto di tutta la città che, martoriata dai suoi 1000 problemi, cerca di aggrapparsi a quello che ha voluto con l'amministrazione comunale, con la dirigenza, con i cittadini tutti, per avere un decollo che possa metterla non nel piano in cui sono tutte le squadre di Serie B, ma almeno avvicinarsi. Noi stiamo già predisponendo in coincidenza il piano regolatore che sarà approvato dal Consiglio Comunale per dare uno sviluppo organico prima alla città e poi per dare uno sviluppo turistico a cui noi crediamo, date le coste meravigliose e il mare pulito che abbiamo. Ma diciamo così, l'effetto più immediato, un effetto immediato comunque l'ha avuto questo successo sportivo? L'effetto immediato è di portare intanto alla ribalta una città che era conosciuta per fatti negativi, mentre oggi viene vista come una città che sa unirsi anche nello sport. E credo che tutta la città abbia contribuito e risposto a questo. La vittoria del Licata è di tutta la città, non è merito né dell'amministrazione né della polisportiva, ma è merito della città e di questi meravigliosi ragazzi che hanno giocato. Accanto alla società, all'amministrazione comunale, c'è stata la Banca Popolare Sant'Angelo, per anni sponsor ufficiale della squadra, che ha assicurato in ogni momento alla dirigenza disponibilità di fondi e serenità di gestione. Ne parla il dottor Nicolò Curella, direttore generale dell'Istituto Bancario. C'è una simbiosi tra la Banca Popolare Sant'Angelo, che io dirigo, e la città di Licata, e tra la Banca Popolare Sant'Angelo e la squadra. E questa squadra che da 10 anni la banca segue con grande interesse. Io questa la definirei la vittoria del buonsenso, la vittoria di questa squadra di calcio, il passaggio in Serie B è la vittoria del buonsenso, che è quello che noi in qualche misura abbiamo cercato di dare a questa squadra, non solo stando vicino agli amministratori, ma forse passando anche a loro quelle doti di saggezza nell'amministrare. Una saggezza nell'amministrare che ha dato i suoi risultati. Io sono profondamente convinto che una buona squadra non può raggiungere grossi successi se non vi è una saggia amministrazione dentro. La buona squadra nasce da una buona società. E credo che noi il miglior contributo che abbiamo dato alla squadra è stato quello di affiancarla nell'esperienza amministrativa, nel consigliare sempre piedi per terra e passi misurati. È stata un'unione che ha dato questi risultati. La banca in questi 10 anni ha conquistato notevolissime posizioni nel mercato regionale del credito, partendo proprio da quella città di Licata che ha dato origini 70 anni fa a questa banca. Ma il momento vero di sviluppo della nostra banca risale agli ultimi 20 anni, proprio i 10 anni finali sono i 10 anni in cui la banca ha avuto questa affermazione in sede regionale attraverso l'apertura di 20 sportelli in più. Oggi la banca ha circa 38 sportelli, opera in 5 province, ma si porta appresso quella che è la sua origine di gente che vuole sempre capire il perché si fanno le cose, e quindi l'istituto di credito, che poi è popolare perché la nostra è una banca popolare, e tutti i soci, la stragrande maggioranza dei soci della Banca Popolare Sant'Angelo sono di Licato, Palma Montechiaro che è il paese vicino, su 1300 soci 1200 sono licatesi. Quindi questa realtà che è autenticamente locale, che si aggancia alla realtà
economica di Licata, è una realtà che convive anche con la realtà di questa bellissima squadra, quindi 10 anni di successi per la squadra, 10 anni di successi per la Banca Popolare Sant'Angelo, e io ho avuto modo proprio recentemente di parlare con gli amministratori della squadra, della nostra bellissima squadra, e dicevo: continuate sempre su quegli aspetti di saggezza amministrativa, perché la forza di amministrare bene vi darà la forza di continuare a raggiungere altri traguardi. Dal successo, da questa proiezione nazionale attraverso la sua squadra di calcio, è valorizzata tutta la città, travagliata da tanti problemi. Licata, accanto alla tradizionale attività marinara, oggi in crisi pur con i suoi numerosi pescherecci che ogni notte incrociano le acque del Mediterraneo, ha visto sviluppare particolarmente il commercio, che potrebbe anche trarre vantaggio da questo evento sportivo. L'evento è stato uno dei più belli che ha avuto Licata in questo periodo. Giustamente la promozione in Serie B comporterà alcuni riflessi positivi per quanto riguarda la vita socio-economica del paese di Licata. Non dico che sarà uno dei fattori principali per quanto riguarda l'economia del paese di Licata, ma potrebbe essere uno dei motivi per cui si potrebbe arrivare anche a stimolare quelli che sono le prospettive economiche e sociali di tutto il paese di Licata. Vanto e fonte di reddito della città rimane la produzione agricola, particolarmente curata e seguita con visione e metodi moderni. Licata è un paese storicamente e prevalentemente agricolo, di un'agricoltura allora diciamo sempre d'avanguardia, prima con i primaticci, con i pagliericci dei ristoppie, adesso con l'agricoltura fatta da serre e tunnel. Oggi la produzione licatese raggiunge circa i 100 miliardi e soprattutto è data dalle colture in serra e dai tunnel. E uno dei problemi cosa sarebbe? La realizzazione dell'aeroporto? Uno dei grossi problemi anzitutto è l'acqua per l'irrigazione, in quanto soprattutto quelli che fanno i primaticci molto spesso ricorrono a delle irrigazioni di soccorso con dell'acqua trasportata dal paese. Chiaramente un secondo punto potrebbe essere senz'altro quello dell'aeroporto, che potrebbe consentire che la merce, anziché viaggiare e stare molto tempo per il viaggio, potrebbe arrivare immediatamente nei grossi mercati. Licata ha una storia più che millenaria e risorse di paesaggi meravigliosi e di costa pulita, che dovrebbero facilitare anche un notevole sviluppo turistico. Licata ha parecchie cose da offrire al turista, anche al turista domenicale o al turista del fine settimana. Ha una storia plurimillenaria oramai. Licata è stata fondata storicamente nel 282 a.C. alla foce del fiume Salso, l'antico Imera meridionale, e le tracce dei vari periodi della sua storia sono ancora chiaramente leggibili in tutte le sue fasi, appunto dal periodo greco-romano al Medioevo, al Barocco e così via fino ai nostri giorni, fino al capolavoro di Ernesto Basile, che è il municipio di Licata. Il Licata Calcio è stato fondato nel 1932, ma i primi dati storici sono del dopoguerra, quando la squadra faceva l'altalena tra promozione, prima e seconda categoria, e per 3 anni rimase addirittura inattiva. Ma il momento magico del Licata prende il via 10 anni fa, quando iniziò la scalata che finora non ha conosciuto soste. Da allora la squadra ha fatto un salto di ben 6 serie. Nel 1978 vince il torneo di prima categoria, 2 anni di assestamento in promozione e nell'81 un altro successo che la porta in un altro calcio come struttura e mentalità. Il Licata non si ferma e nell'interregionale rimane un solo anno, vincendo il torneo. In C2, con Magagnotti in panchina, conquista il 4° posto, ma all'inizio della stagione 83-84 c'è il salto di qualità. Arriva Zdenek Zeman, che porta un gruppo di giovani da lui cresciuti calcisticamente nella primavera del Palermo e con loro attua la zona, sorprendendo una città abituata ad un calcio più artigianale e meno tattico.
La svolta è difficile, Zeman rischia, qualcuno vuole tornare indietro, richiamare Magagnotti, ma l'attuale presidente Licata D'Andrea dà fiducia a Zeman e alla lunga vince la modernità del nipote di Vikpalek. Dopo un 10° posto, il Licata stravince il campionato successivo ed alla fine della stagione 84-85 è in C1, al termine di un torneo favoloso, 43 punti totali e soprattutto 58 gol realizzati, indice di una squadra votata allo spettacolo. Anche in C1 il Licata stupisce l'Italia calcistica. Sta in testa a lungo, tra le prime sempre, con un calcio che diverte, ma nel girone di ritorno la squadra cala e si salva soltanto grazie ai risultati vittoriosi che ottiene in casa. Zeman se ne va, ma lascia una traccia indelebile ed oggi è felice con tutti gli altri. Devo dire che per Licata è un grosso successo, grossa impresa, arrivare in Serie B dove certe città molto più grandi, molto più importanti non riescono ad arrivarci. Io sono contentissimo e per i giocatori che conosco molto bene, che hanno cominciato con me, che molti di loro sono partiti da Palermo sentendosi, non direi offesi, però snobbati, nel senso che anche loro si sentivano che potevano dare qualche cosa alla loro città come Palermo e volevano giocare nella propria città. Hanno dimostrato logicamente con 5 anni di ritardo, ma sono cresciuti, sono maturati, hanno dimostrato ora che i mezzi ce l'avevano. Quindi ti senti in un certo modo artefice, perlomeno per una piccola percentuale di questa evoluzione del Licata che poi bene o male ha preso da te un certo tipo di mentalità di gioco, perlomeno la società e la città. Io ripeto, quella squadra praticamente quando sono venuto io a Licata c'era la squadra già in C2, c'era l'ossatura che ho cambiato completamente e ho rifatta questa. Questa squadra è una squadra dove ci sono giocatori tipo Campanella, Taormina, Romano che sono già 5 campionati che fanno Licata e in più si sono aggiunti poco a poco altri giocatori che o hanno giocato con me nel settore giovanile o abbiamo scelto prima. Anche la Rosa che è un giocatore dal Palermo, segnalato dal Palermo e che è arrivato a rinforzare, a fare una squadra che ha raggiunto quei obiettivi che secondo me sono giusta ripagazione per i sacrifici che hanno fatto i ragazzi in questi anni e sono contento. Sarà Cerantola a continuare a migliorare la serie di successi? Prima un 13° posto, poi il trionfo di oggi e con una squadra fatta tutta da giovani e tutti siciliani, alcuni licatesi puro sangue, come Angelo Consagra, che ha vissuto tutta l'ascesa giallo-blu ed oggi la ricorda soddisfatto. Diciamo all'inizio si parte dalla promozione, non è che si credeva ad arrivare, già si pensava che la C fosse un grosso traguardo, adesso trovandoci qua così da un tratto in Serie B siamo, diciamo, non si può ridire in 2 parole così una cosa così grande per questa città. Logico che entrerà anche turisticamente, attrarrà più gente, adesso il nome Licata si conosce in tutta Italia, mentre un paio di anni dietro era un paesello sconosciuto Licata. Quindi anche economicamente trarrà vantaggi il paese. E i ricordi, diciamo così, migliori o più caratteristici di questi 6-7 anni? 7 anni ricordo alla C2 al salto, quello che ho più partecipato si può dire alla C2 al C1 e questo naturalmente dalla C1 alla B che è una cosa che non si può descrivere così in 2 parole perché è una cosa troppo bella. Una notazione tecnica così, che differenza c'è stato tra il gioco che faceva Zeman, indubbiamente è la base di questo gioco che fate oggi, e quello che invece fa Cerantola? Mentre con Zeman c'era molto più pressing e la zona dietro era molto più rigida. Qua con Cerantola ha trovato già il primo anno, ha visto che mancava qualcosa dietro e con Baldacci dietro ha aggiustato, si può dire, il setto difensivo. E poi è entrato la Rosa pure davanti, che si può dire l'uomo che ci mancava, un cannoniere che ci mancava a Licata. Ha capito come si giocava nella C, che non bisogna essere molto come con Zeman, che era molto spavalda. La formula vincente può essere sintetizzata nel minor numero di gol al passivo e nelle 15 reti di Ciccio La Rosa, esploso proprio a Licata dopo una lunga maturazione seguita alle iniziali difficoltà di quando era a Palermo. Ho passato degli anni un po' bui quando ero a Palermo, pure a Cavalli di Reni, così. Poi
Andando a Ravenna 2 anni mi sono ripreso città più tranquilla, più distaccata dal calcio. Il paese era tranquillo, ero un po' più rilassato quando giocavo, ecco. Ho reintegrato tutto quello shock che avevo subito forse a Palermo, ecco. Perché le qualità del cannoniere le hai sempre avute? Sì, adesso poi sono arrivato qua col mister, mi sono trovato abbastanza bene, la squadra ha girato, certo non ha girato bene all'inizio, che forse avevamo qualche problema di infortunio e di squalifiche, ma dopo quando la squadra ha ripreso a giocare come sapeva è stato tutto più facile. E anche per te è stato più facile andare a rete, arrivare sul pallone quell'attimo prima che magari prima non ci arrivavi e quindi il gol non veniva, invece stavolta arrivava. Anche il merito dello staff tecnico che come condizione fisica ci ha portato ad un livello eccezionale. Quindi largamente soddisfatto? Sì, non potrei non essere soddisfatto, quando uno vince il campionato e fa il capocannoniere non potrei chiedere di più. Quando tu hai avuto la sensazione che la B era davvero a portata di mano? Ma sicuramente le 2 trasferte di Reggio Calabria e Foggia sono state la scintilla secondo me che hanno fatto scattare in noi la convinzione della Serie B. E con la convinzione quindi... Sì, è venuto poi tutto più facile, anche giocare fuori casa sembrava che giocavamo in casa. Ed ecco una rapida scheda di tutti i protagonisti. Zangara, da portiere matto che veniva a colpire di testa sui corner, a baluardo di una difesa insormontabile. Ha subito solo 20 gol, di cui appena 3 in casa. Campanella, sempre più maturo tatticamente e tecnicamente, letteralmente eccezionale per spinta sulle fasce e gol segnati. Taormina, partito riserva, è stato fra i più costanti durante il girone di ritorno. Baldacci, è arrivato alla 9ª partita per sostituire Cassia, difensore implacabile e valido anche negli inserimenti sotto rete. Giacomarro, un campionato eccellente che l'ha eletto regista impeccabile e uomo guida della squadra. È un leader naturale. Napoli, può un libero, ruolo che richiede molta esperienza, essere bravo insieme giovane? Napoli è la risposta positiva, ha siglato anche un gol fondamentale, quello della vittoria di Reggio Calabria. Romano, capitano ideale, maturato moltissimo, non più attaccante peperino dal gol facile, ma uomo di movimento incessante, preziosissimo per i compagni. Tarantino, pur venendo dalla C2, ha portato al centrocampo giallo-blu la linfa che ci voleva. Dalla prima di ritorno è entrato in squadra e non è più uscito neppure per un minuto. Modica ha firmato subito una stagione d'oro con la doppietta di Caserta. Dopo un infortunio ha dovuto soffrire persino lui per ritrovare il posto in squadra, ma nelle ultime 9 giornate ha guidato i compagni al trionfo. Gnoffo, il corridore che bilanciava il centrocampo, insostituibile per l'equilibrio tattico. La Rosa, essenziale, trascinante, implacabile, si può scegliere qualsiasi aggettivo, ma crediamo che basti un dato: è stato capocannoniere del campionato con 15 reti, una più bella dell'altra. Irrera, una squalifica l'ha tolto di squadra dopo che era stato titolare per tutto il girone di andata. La formazione andava a 1000 ed ha potuto rinunciare al suo prezioso apporto di fluificante. Sorce, la grande rivelazione, si mette in mostra con la doppietta al Brindisi, poi sostituisce egregiamente Modica giocando con grande personalità. Lo denotano i gol decisivi segnati fuori casa a Sassari e Monopoli. La Neri, 2 sole volte in campo, poi brevissimi spezzoni di gara, è stato però una valida alternativa alle punte. Miranda ha patito un brutto infortunio, ma nella fase più calda del torneo ha dato il suo contributo. Minincleri, panchinaro di lusso, era chiuso ma ha vissuto il campionato con grande professionalità pur giocando pochissimo. Ficarra, con lui in squadra il Licata ha vinto 5 volte in 6 partite. In quel periodo la squadra ha fatto il salto di qualità. Dall'interregionale, giocava nel Canicattì, alla Serie B Ficarra ha stupito tutti. Consagra, reduce da un grave infortunio, aveva seguito Zeman a Parma, tornando indietro ad ottobre deluso in cerca di rilancio. Ha partecipato alla festa con 4 presenze nella fase finale. Cassia, lo stopper proveniente dal Trapani, si adattava benissimo alla zona quando si è fatto male dopo appena 4 giornate. La Mattina, Damiani, Masotta, Piraneo. La Mattina era partito titolare, poi un incidente ha limitato le sue presenze. Per gli altri sporadiche sostituzioni. I giovanissimi Masotta e Piraneo hanno giocato solo pochi minuti, Damiani invece una gara intera. La promozione e dunque anche loro. Da sottolineare naturalmente l'apporto dato dal tecnico in seconda Pietro Luisi, utilissimo soprattutto nello spogliatoio, e dal 12° Massimiliano Caniato, mai sceso in campo. Ed eccoci ora a raccontare la stupenda storia di questa stagione. Il trionfo si vide dal mattino con subito la bella ed inattesa vittoria di Caserta 2-0 con doppietta di Modica. Ma nei primi turni il Licata non parve affatto quel rullo compressore che si sarebbe poi rivelato. A differenza degli anni precedenti, stavolta la partenza di giallo-blu non fu delle migliori. La squadra aveva 7 punti dopo 8 giornate e fuori casa mostrava seri limiti.
Dopo quell'esploit iniziale aveva fatto solo un punto con una faticosa rimonta a Teramo, grazie al gol di Tarantino, qui testimoniato. E poi c'era il problema delle gare in casa. Con l'Iotta in fase di ristrutturazione, la squadra era costretta a continui esili. 3 partite a Ravanusa, qui vediamo quella col Brindisi, siglata dalla doppietta di Sorce, una a Palma di Montechiaro. Non sembrava certo una stagione destinata al successo. Finalmente si tornò a giocare a Licata, grazie al campetto alternativo di Villaggio dei Fiori. L'esordio avvenne col Francavilla e fu vittorioso, 3-1. Cominciava ad accendersi la stella di La Rosa, nell'occasione autore di una doppietta. Al termine del girone di andata, e state qui vedendo l'incontro di Cagliari, il ruolino dei ragazzi di Cerantola, insomma, non era da promozione. Anzi, i 17 punti ottenuti, media di 1 a gara, preoccupavano in previsione di un calo che in passato i gialloblu avevano manifestato sempre nel ritorno. Ma per fortuna non sarà così. Dal giro di boa il Licata prende il volo. Comincia col 3-0 alla Casertana, altra doppietta di La Rosa, e prosegue col successo di Sassari, che seguite nelle immagini. È la vittoria che convince la squadra che può essere protagonista. Dopo che Campanella ha rimontato il gol di Ennas, il giovanissimo Sorce sigla il sorpasso. La domenica dopo arriva il Super Cosenza di Di Marzio e la prova del 9, ma anche i calabri, che alla fine vinceranno il campionato, devono soccombere. Sarà la loro unica sconfitta nei 24 turni finali del campionato. Sono La Rosa e Giacomarro sul rigore a firmare il 2-0. Poi ci pensa lo stopper Baldacci in un convulso finale a risolvere il derby col Catania. E con questo sono 4 i successi consecutivi dei gialloblu. Proprio sul campo che sembrava meno difficile, però, a Brindisi, il Licata 7 giorni dopo va KO. Ma niente paura, sarà l'ultima sconfitta dell'anno. Da questo momento il Licata farà 20 punti in 12 partite. Prima rifila 3 gol al Teramo e poi compie il colpo d'ala che darà forse la svolta decisiva al campionato. Va a vincere a Reggio Calabria in uno scontro diretto in trasferta. Ecco la rete di Napoli, a metà del primo tempo, che sancisce l'1-0 sulla Regina. Il Licata è secondo in classifica. Leggero rallentamento, 0-0 con la Salernitana e 1-1 a Monopoli. Ma poi, a dare una mano ai gialloblu, torna il Dino Liotta. È l'ennesimo trionfo, ancora un 3-0, che proietta i ragazzi di Cerantola in testa alla classifica, a pari merito con Cosenza e Foggia. Le reti sono di Romano, Giacomarro e La Rosa. E proprio 15 giorni dopo, il Licata vince ancora un confronto diretto in trasferta, a Foggia. È il sigillo del bomber La Rosa, che in apertura di ripresa segna questo gol che vale in pratica mezza promozione. Il finale è in discesa. Il Licata è scatenato in condizioni atletiche smaglianti. Vanno KO anche la Nocerina, il Campagna a Pozzuoli ed il Cagliari a Liotta, atterrato dall'ennesima doppietta di La Rosa che vedete nelle immagini. Ad Ischia arriva un pari, che fa comodo ad entrambe le squadre, e si giunge finalmente all'attimo conclusivo di questa affascinante cavalcata, la domenica della festa contro il Frosinone. Per la certezza della promozione, su cui ormai nessuno però più dubita da tempo, ci vogliono i 2 punti, ed il Frosinone non ha scampo. Segnano gli alfieri più prolifici dell'intera stagione. Sblocca La Rosa, conclude Campanella. Il Licata, nel girone di ritorno, ha conquistato la bellezza di 28 punti. È fatta, esplode la gioia negli spogliatoi gialloblu. È soddisfatto anche il principale artefice di questo trionfo, Aldo Cerantola, un friulano dal carattere apparentemente freddo, un allenatore bravissimo dalle poche parole, ma dai fatti concreti. La soddisfazione c'è perché questo gruppo qui è stato ripagato di tutti i sacrifici che ha fatto in questi 2 anni sotto la mia tutela, diciamo. Con loro quando si parlava io dicevo sempre che c'erano delle potenzialità che bisognava solo cercare di tirar fuori e quest'anno finalmente, non so, un po' per determinati risultati che addirittura insperati alla vigilia eccetera, mano a mano che si andava avanti con le partite di campionato ci siamo sempre più convinti tutti quanti assieme che veramente poteva essere l'anno buono. Il punto cruciale io penso che ci ha dato, almeno qui nell'ambito dello spogliatoio, la convinzione che si poteva arrivare a qualcosa di clamoroso è stato dopo che abbiamo fatto i 3 punti della doppia trasferta di Francavilla e Foggia. Un giorno di ritorno favoloso, direi. Sì, sicuramente abbiamo raggiunto
un equilibrio, una girone di ritorno che, come dicevo prima, è stato anche suffragato dai risultati che automaticamente hanno incrementato la convinzione dei nostri mezzi. Il Licata è dunque in Serie B e cercherà di rimanervi seguendo la politica finora vincente. Ogni anno cessione dei giocatori più richiesti per puntare sempre sui giovani, senza timori e senza pazzie. Hanno fatto tutti così i presidenti che si sono succeduti, da Alabiso al senatore Purella, a Pontillo e ora al Licata d'Andrea, che era da anni vicepresidente e che ha potuto contare sulla collaborazione e sull'assenso di tutto il Consiglio. Le maglie gialloblu porteranno così per l'Italia il messaggio di una Sicilia che cambia, perché il traguardo raggiunto rimane, e rimane anche il suo significato di stimolo che trascende il semplice fatto sportivo. È un fatto molto importante, nel senso che è il risultato dall'impegno di tante persone e di tante energie. Ora, se questo impegno rimane applicato allo sport è già una cosa, se questo impegno dallo sport lancia un messaggio ad altro è ancora più utile. È un messaggio ad altro che poi in una città come Licata può diventare molto significativo. È una città che deve trovare una sua prospettiva di sviluppo, è una città popolosa, molto popolosa, una città anche laboriosa, una città che, ripeto, deve trovare una sua via verso lo sviluppo. È una città che è stata al centro di tante pagine della nostra storia locale, una città che potrebbe fare tante cose in più. Ed è quello che io spero proprio questo avvenimento sportivo possa in qualche modo sollecitare ed avviare. Vorrei allora fare i complimenti agli organizzatori della squadra, a tutti quelli che l'hanno sostenuta, ai giocatori, chiedendo loro di tenere duro, di tenere fermo il loro impegno, agli sportivi e ai cittadini di Licata, perché questo sia un impegno che non soltanto per lo sport, ma per tutta la vita sociale, la vita economica, la vita civile di Licata rappresenti un traguardo da raggiungere e da riconquistare. Mario Vannini, che vi parla e che questo magico momento del Licata ha qui raccontato, diciamo pure fotografato, perché questa videoregistrazione rimane a futura memoria, ha vissuto ed annotato per il suo ruolo di cronista gli ultimi 40 anni di eventi sportivi in Sicilia. E fra i tanti episodi commentati, l'ascesa paziente e tenace del Licata e il suo odierno trionfo hanno costituito un esempio del progresso collettivo della gente semplice e genuina di questa isola meravigliosa.